cari amici vicini e lontani. Bentrovati per una nuova edizione del nostro TG. Siete curiosi di sentire le notizie di oggi? Sì! E allora non perdiamo tempo e cominciamo, Simone. Iniziamo con una notizia che ha destabilizzato il nostro paese. Una notizia che ha fortemente turbato l'opinione pubblica mondiale. Parli dell'inasprimento del conflitto a Gaza? No. Parlo di una separazione che nessuno si aspettava. Una rottura che cambierà tutto. Oh, non mi dire che Salvini e Meloni si sono divisi. Ma no, Mimma, che stai pensando? Parliamo dei Ferragni, della rottura tra Chiara e Fedez, che nel frattempo è diventato Fedex ex. Ancora che scudava? Pare che il cantante sia andato via da casa e dopo un lungo, assordante silenzio social durato 2 giorni. Certo, 48 ore senza avere pubblicazione social, quindi e assai. Manculi cani. Dicevo che dopo questo silenzio entrambi hanno chiesto e invocato il rispetto della privacy. Che hanno chiesto? Rispetto per la privacy. Hanno detto che i fatti di famiglia devono restare tra le mura domestiche. Ma come? Prima pubblicavano quanto ore andavano adesso e ora vanno sempre sulle mura domestiche. Ma davvero? Ma come? Fu ufficio pure a terapia di coppia in diretta planetaria. Ma come sapete, Chiara è una nostra amica di vecchia data e ancora una volta ha scelto noi del nostro TG per rilasciare le prime dichiarazioni. E aspettiamo allora, colleghiamoci con Chiara. Non attraversate le mie mura domestiche, eh? Abbiate rispetto, pensate ai miei figli. A proposito, l'avete letta la mia intervista? Cliccate! Ma allora, Chiara, ci confermi che tu e Fedez vi siete lasciati? Sì, ci siamo lasciati dopo 5 anni di patrimonio. Patrimonio? Forse volevi dire matrimonio. No, patrimonio. Dopo ci siamo fatti bei soldini, adesso siamo a posto. A me mo dici? Comunque io sono forte, io sono bella, io sono Chiara e ce la farò anche da sola, senza quel sole. Non abbiamo dubbi.
Lo sappiamo che sei una donna dalle 1000 risorse. Ma già hai dei nuovi progetti tra le mani? Certo, guys, ve lo dico o non ve lo dico? Ve lo dico o non ve lo dico? Ve lo dico o non ve lo dico? Mi hanno preso per la pubblicità dell'Esselunga, ma a posto della pesca ci sarà questo! Ci sarà questo! Ah, ho bello tesoro che mi ha andato a marito. Ovviamente una parte del ricavato andrà in beneficenza. Ah sì? E quale parte? Questo va in beneficenza. Ecco, questo. Chiara, mi sa che non vuoi proprio fare dell'esperienza virtù. Finiscila questa beneficenza, perché poi uso solo usando a finire. Va bene Chiara, grazie. Noi ti salutiamo. Ciao guys, cliccate. Ciao amore. Ciao. E adesso è il momento di mandare un video. Mimma e amici, state attenti, guardate con attenzione. Makeup tutorial. Ecco la diva. Sei in diretta, baby. Mood della serata? Aggressive. La mia crush di sabato scorso. Guarda che dici, ci scippi. vedere. Joyce. Wow, sembra photoshoppato. Aspetta, guarda questa. Dai, lo guardo dopo. Lasciami guidare. Tu che ne pensi? È un fake. Questa non è una tartaruga, è un dinosauro. Che figo. Non fare la scelta giusta, fai l'unica scelta possibile. Allora amici, Mimma, hai notato qualcosa di strano? Qualcosa che è mancante? Mago, fanno lo spot sulla sicurezza stradale senza cintura di sicurezza. Già, brava Mimma, hai un ottimo spirito di osservazione. Il ministro Salvini non ne fa proprio una giusta. A Edo ci mancano nuove basi di uno stereo. Pensate, è proprio lui, il ministro, ad occuparsi del progetto del ponte sullo stretto. Ma sai, ci manca proprio il sito necessario. Ma colleghi, pensiamoci noi, che ci facciamo vivere in house, come si fa gli spot, come si deve. Sì! Andiamo avanti. Avrete sicuro sentito parlare delle tensioni registrate alla manifestazione pro-Palestina degli studenti di Pisa e di Firenze. A tal proposito, ci veniamo a leggere l'intervento del presidente Mattarella. L'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo
la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi, i Mangalelli esprimono un fallimento. Noi non possiamo che essere d'accordo con il Presidente. E adesso linea San Piernicero al nostro Gianni. È il momento della rubrica Ora et Riguora. Buonasera, oggi voglio dedicare una strofa di un canto alla Madonna del Carmine che si usava fare in siciliano. Viva, 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 di lugar monu Maria, e se Maria non aveva un manto eravamo perso tutte quanto, e lodato sempre sia di lugar monu Maria, e lodato sempre sia di lugar monu Maria. Bene cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Continuate a seguirci sui nostri canali social e su quelli di Niceto TV. Ricordate di mettere like, di commentare e di condividere. Forza Simone, cominciamo noi!